Due buone notizie. La prima è che la RSU pare essersi sbloccata ed è riuscita ad eleggere il suo coordinatore ed il suo vice coordinatore. La seconda è che il MEF ha licenziato il testo della preintesa sul rinnovo del contratto nazionale alle regioni e agli enti locali, il che significa che serviranno altri passaggi come il Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti, ma gli effetti si attendono prevedibilmente per la fine dell'anno. Vuol dire anche che la RSU dovrà accelerare i suoi tempi di lavoro per elaborare il contratto integrativo decentrato che dà applicazione agli istituti che il nuovo contratto di lavoro nazionale prevede. La CISL è decisa a conseguire questo obiettivo, speriamo anche gli altri sindacati. Pertanto, nonostante le due buone notizie, non ci sediamo sugli allori. Grazie a tutti e buon lavoro.